Scatman's World. Veneziano, ragazzi, Liverpool, Manchester United, siamo veramente in difficoltà, abbiamo tantissimi infortuni, abbiamo un'infermeria piena, 5-6 infortuni, Lovren, Ramirez, Sterling, qualche altro stronzo che non mi ricordo, vabbè, insomma tanti, il campionato sarà durissimo chiaramente, sarà veramente improbabile vincere la Premier, però l'obiettivo è arrivare almeno al quarto posto e se vinciamo questa con il Manchester o se comunque non la perdiamo, le possibilità sono molte. Però vedo la squadra un po' stanca, veramente tanti infortunati, turnover, facendo quello che posso onestamente, ma ragazzi, mo l'è dura. Siamo nella parte finale, potremmo fare ancora il trouble volendo, ma la vedo molto dura. Ole, 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 Manchester, vaffanculo. Mamma mia, grande Migno. Subito difficoltà. José Enrique. Salvio. Gerrard. Grande Steven G. Costa. Diego Costa. La sbaglia purtroppo. Recupera molto bene il Liverpool. Vai Sturridge. Sturridge rigore. Calcio di rigore per il Liverpool. Atterrato Sturridge. Dagli il rosso. No, vai. Rakitic che ha sbagliato il rigore contro la Juventus, vuole subito riscattarsi l'asso del Liverpool o Liverpool. Rakitic è perfetto forse e c'è il gol e il Liverpool passa in vantaggio al 12° gol di Rakitic. Bravi ragazzi, chiaramente non abbassiamo la guardia anche con l'Arsenal, eravamo partiti così, addirittura con 2 gol di scarto e dopo è successo quel che è successo. Siamo nella parte finale di questa prima stagione come indiana. Gerrard, Diego Costa. Bravissimo Diego Costa cattivo, non ci credo, è passato in mezzo a 1000 gambe, a una selva di gambe, ancora nostra. La cosa più importante è che siamo nella semifinale di UEFA Champions League e questa è una cosa stupenda. José Enrique. Attenzione. Sturridge! Fuori. Dopo abbiamo tanta gente ai box purtroppo. Tanti infortuni. Anche Moreno. Infatti José Enrique è cominciato a giocare verso la fine stagione, hanno fatto poco turnover forse in certe parti del campo, ma grandissimo Edoardo Salvio, un uomo incostante ma che quando c'è soccazzi, Edoardo, e c'è il gol di Sturridge, 2-0, silenzio fio, il Liverpool domina. Il Liverpool domina ragazzi, il Liverpool domina. Dai fioi. Attenzione Bruce Wayne Rooney, Bruce. Mi ricordo che anche con l'Arsenal però eravamo 2-0, quindi non abbassiamo la guardia. Dai che possiamo ipotecare il terzo posto, quindi la qualificazione diretta alla prossima Champions, che era comunque l'obiettivo della società. Attenzione, no, Rooney, gol, incredibile. 2-1. Partita scoppiettante all'Old Trafford, pazzesco. Niente, non puoi andare, con le grandi non puoi andare 2-0, che ti rimontano subito. Va bene. Ciao ragazzi. No. Moutinho. Adesso si soffre ragazzi, si soffre il Mignolet. Il rinvio del Migno. Bravissimo Diego Costa, peccato. Markovic sbaglia.
show e fra poco capiremo se questa è una delle sue giornate. Manca poco. Manca poco, Nava, state zitti, no! Gran tiro, palo, attenzione però, è ancora buono. È incredibile, non puoi andare sul 2-0 con le big, è incredibile, Costa. Diego Costa. Vince il contrasto e recupera il pallone. Bravissimo Sturridge. Sturridge si invola. Sturridge mettila, ti prego. Sturridge fuori. Potrebbe essere un problema muscolare. Primo tempo anche Rakitic infortunato, incredibile. Incredibile, abbiamo problemi massimali, ragazzi, problemi incredibili. Dai Fioi. Occhio. João Moutinho. Mamma mia, che errore, bravissimo. Primo tempo meraviglioso, uno dei primi tempi più belli di questa carriera, cazzo. Tutte e due le squadre hanno interpretato al meglio la partita. Sturridge, ancora Sturridge. Finisce un primo tempo abbastanza particolare. 2-1, stiamo dominando, però comunque il Manchester ha fatto un gol e ha preso un palo clamoroso, quindi alla fine non possiamo abbassare la guardia. Sturridge, fa tutto Sturridge. Non ci credo. Sturridge miracolo del por di De Gea, poi Diego Costa non riesce il tap-in. Gerrard, l'onnipresente Gerrard. Ah, peccato. Non possiamo chiedergli anche i dribbling così a Gerrard, ha 102 anni, però ragazzi è il migliore ancora. Quanto si vede che manca Ramirez, però mamma mia, che sfiga però ragazzi, che sfiga. Anche Sterling, porca troia. Bravissimo, puro. Bravo Sturridge che con il cuore ce la fa Sturridge. Mamma mia, per poco la prendeva. Liverpool. Occhio. Brutta questa. Bravissimo Sacco. Bravo Sacco di cacca che poi però la sbaglia. José Enrique non ci arriva, invece sì. E Diego Costa se ne va. E Diego Costa vuole fare la fuga costiana. Mamma mia, che azione sublime del Liverpool, del 3-1. Gerrard, Diego Costa è finalizzato da Sturridge. 3-1 ragazzi. Sturridge scatenato quest'oggi. Esplode Anfield, esplode. Occhio, cerchiamo di stare attenti e tenere questi 2 gol di vantaggio il più possibile. Sturridge non si vende ragazzi, tanti mi hanno chiesto Sturridge, anche 35 milioni mi hanno offerto, ma Sturridge non si vende. Si vende Balotelli infatti, Marione è venduto per 35 anche Marione. Ci siamo presi Diego Costa ragazzi con quei soldi, è venuto al Chelsea Balotelli, che stupidi. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Diego Costa, qua sbaglia Diegone. Facciamo un po' di turnover ragazzi, sono tutti morti. Al posto di Sturridge, no, ho sbagliato, calma. Allora, Sturridge, Lallana, Borini, Costa, e togliamo Rakitic e mettiamo Canna. Difensiva. Bravissimo Rakitic di cuore. Il Raki di cuore. Fuori gioco, manco mal, fuori gioco. Arriva la segnalazione, bandierina alta, è offside, non vale il gol. No, ho sbagliato, non ci credo. Non possiamo regalarlo così. Pericolo, ecco il volta ha sbagliato il tiro. Mamma, cosa ha sbagliato Bruce. Vai Markovic. Smalling. Come volevate, ve la metto tutta quanta a Manchester.
Liverpool-Manchester che volete i big match tutti quanti. C'è un cambio in arrivo per la E allora vai di big match. C'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto. No, Borino ho sbagliato il tasto, madonna, comunque il Manchester tutti in avanti chiaramente. Pammata. Sta tentando il tutos per tutos. Blaine è un giocatore che apprezzo molto, che ho comprato l'altro anno con il Milan. Liverpool, Liverpool, Liverpool. Finalmente ah, siamo ancora... No, stai zitto, come stai zitto? Parte il tiro respinto ma la palla è ancora in gioco. Palo e non è finita, attenzione. Gol. Dio santo. Splendida la rimonta. Gran calma. Tutto adesso sembra possibile. Gran calma. Difendiamoci, voglio la prima vittoria con una big. Cos'è Enrique? C'è il triangolo. Vai. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto. C'è bisogno Vaffanculo, non me ne di frega un forze cazzo, dai. Melina del Liverpool, Melina del Liverpool. Uno di recupero, buono. Sì, cazzo! Era la prima vittoria con una big, grandissimo Liverpool. Ragazzi, turnover massiccio contro il Newcastle, semifinale d'andata di FA Cup contro il Newcastle. Non stare tranquilli, io provo, chiaramente questo è un obiettivo importante, però dopo ragazzi ho il Real Madrid, ragazzi, ho il Real Madrid, con il Madrid sarà un pochettino dura in semifinale, vai. Squadra che attraversa un buon momento di forma, che viene da una vittoria interna, comunque di prestigio, piena di entusiasmo. Buttala via, bravissimo. Ottimo il Del Vai. Anita. Buttala su. Gol del Newcastle, incredibile, gol del Newcastle all'80°. Ci è voluto tempo, abbiamo aspettato la ripresa, ma è arrivato il primo gol della gara. Lallana. Magnifica lettura difensiva. Incredibile. Sarà calcio d'angolo per il Liverpool. Occhio ai saltatori. Il replay ci permette di Lallana. vedere ancora una volta il gesto tecnico che ha portato al gol. Sacco. Prova a sorprenderlo. Pazzesco. 1-0, inaspettatissimo. Sono senza parole. Partita noiosissima. Arriva il gol del porco. Dai Gerard, l'eterno Gerard. Vai l'eterno Gerard. Ferma ma non controlla. Nastasic. Ma perché proprio un difensore gli è arrivata? Ma dai. Ultra offensiva. Mamma mia. Attenzione Ferreira, l'autore del gol. Ferreira di merda. Dai ragazzi, dai Costa, Diego, Diegone, 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 nostra. Non ci credono neanche niente. No, Varafioi, 90°, ormai è finita. Can, troppo turnover forse. Can. Guarda, avevo gli uomini distrutti. Non si può piangere sull'atto avversato, vaffanculo. Ragazzi, nel prossimo video le due sfide con il Madrid. Raga, un saluto dal Comandone veneziano. Ciao ragazzi, scusate, non ci sono ritorni. Infatti mi sono sbagliato, non è come la Capital One, siamo fuori dal campionato, cioè dalla FA Cup, incredibile. Vabbè, pazienza. Adesso concentriamoci sulla Champions League. Raga, di nuovo un saluto dal Comandone veneziano. Ciao!